Questo locale di Campo San Filippo e Giacomo ha preservato nei decenni i livelli massimi di marea eccezionale registratisi nel corso del Novecento. Su tutti, come potete vedere, vi è quello del 4 novembre 1966, il giorno dell'Acqua Granda, ricordato non solo a Venezia, ma anche per le alluvioni che colpirono molte altre città del nord e del centro Italia. Nella laguna di Venezia la marea non è soggetta solamente alle fasi lunari, ma è sempre la somma di diverse concatenazioni meteorologiche. Nel corso di quelle ore un fortissimo vento di scirocco impedì il naturale deflusso e consentì a una seconda ondata di marea di sovrapporsi alla prima. A tutto ciò si aggiunsero una bassa pressione eccezionale e una disastrosa mareggiata che spezzò in più punti la protezione del litorale costituita dai murazzi, la barriera di pietra posta sul mare. Alle ore 18 del 4 novembre il mareografo di Punta della Salute raggiunse i 194 centimetri, il più alto valore mai registrato. Energia elettrica, gas, telefono, ogni cosa smise di funzionare per giorni e fu solo per un miracolo se in città non ci furono dei morti, che invece si contarono in terraferma. Ma i danni, molte abitazioni erano al pian terreno, eventualità che oggi non è più possibile grazie al regolamento comunale, furono devastanti. Sarà forse anche a ricordo di questo, che i veneziani non amano molto, nel caso di maree eccezionali, assistere allo spettacolo di turisti che giocano o fanno il bagno in piazza San Marco. E se è vero che la marea è un fenomeno naturale, è vero anche che ancora oggi continua a causare disagi e danni.